Scatman's World. Allora raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo con il Renault, eccolo qua, con la livrea francese, finalmente, scazzo, a fare la... Vive la France, quindi vai di Renault, abbiamo preso un altro autista, una donna con lei con il Volvone, e niente, andiamo, siamo con un Renault scarso, però mi piace molto la livrea, e andiamo a tappa di oggi, una tappa molto intensa, perché si va da Parigi, da Toulouse a Parigi. Ok. Occhio. Ok raga, purtroppo non ho i top di gamma ragazzi, mi dispiace, ma non ho i livelli per poterlo fare. Che ore sono le 9:37, ma sinceramente possiamo anche chiudere qua. Ok raga, guarda che bello, guarda che bello. Salutiamo la bella Toulouse e andiamo in direzione Parigi, 700 km ragazzi. Ho alzato un po' il volume, speriamo si senta. Speriamo proprio. Dai vecchio su, mamma mia. Sto forse più lento anche del Volvo, bene. Sono quelle cose della vita che ti fanno apprezzare tutto. Mamma mia. No, cioè, spero di no, cazzo, perché sennò veramente ci mettiamo 10 ore. Dai, vecchio, comincia a pompare. Comincia a pompare. Stiamo per portare segatura, ragazzi. Cioè, qua ho già i segnali di Parigi, cazzo, cos'è? Parte da qua, Parigi? 700 km di città? Guarda che bello, però. Guarda che i nostri oggetti della cabina. Ah, non ho visto, forse mi ha già portato qualche soldino, Lucy. Non ho visto. Ok. Merda, mamma mia, per poco. E ci beccavamo anche l'incidentone come indiano. Perfetto. ...699 km. Mamma mia raga, sto camion è un'agonia di camion proprio. Ci mette tipo in discesa, per carità, va come tutti i camion del mondo. Però fa una fatica, raga. Ecco, insomma, ha preso un po' di velocità e viva! Dai che ci siamo. Mancano 587 km, dobbiamo portare questa segatura a Parigi. E fra 3 ore dobbiamo riposarci, eh. E adesso comincia a pompare, finalmente lo sento a pieno regime. Dai raga. Ci dobbiamo fare il tour francese con sta roba qua, vabbè. Va bene. Che cazzo? Guarda che roba. Cos'è sta storia? Devo andare sulla corsia d'emergenza, perché? Che traffico c'è? Porca puttana. Sto rischiando come un porco, sto rischiando una multa epicas. Così, hanno frenato come dei rincoglioniti. Beh, bello. Molto bene. Me li godo, me li godo. Me li godo sti stronzi. Sono stronzi biblici. Quanto manca per il sonno? 3 ore e 55, aspetta. C'è il pedaggio, solito pedaggio della minchia. Che domaroni, però qua c'è un pedaggio al secondo, Dio Cristo. Dov'è il telecaz? Allora, il telecaz... Forse è questo il telecaz?
Bellissimo, vai di telecaz e si gode. Quanto me lo godo il telecaz. Ok, ok. Noi la previsione devo arrivare entro giovedì alle 11 mi sembra. Giovedì alle 11, sì, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Siamo tranquilli. Beh, mi sta piacendo molto sto DLC comunque, Viva la France, però devono fare anche Viva l'Italia, porca miseria. E la Spagna, se fanno Italia, centro-sud, Spagna e Portogallo, siamo a posto con l'Europa. E poi si possono dedicare ad American Truck, perché anche American Truck è potenzialmente devastante. Se poi ti mettono gli stati del nord, mettono finalmente sta cazzo di neve che... Cioè, non mettere la neve sul gioco di camion è come... Vabbè, lasciamo perdere, non voglio fare paragoni sessuali. Dai ragazzi, su, madonna sto camion, se è una roba, guarda, c'ha par sonno. D'altronde volevo farlo correre no, però fa proprio schifo sto camion purtroppo. E d'altronde è il peggiore, è proprio il più scarso della Renault. È più scarso anche del Volvone. Allora quando è così, puoi solo stare zitto come ed accettare la realtà. Questo camion fa cagare anche se la livrea mi piace, però esteticamente non mi dispiace. Oddio, aspetta. Ok. Limoges Bussy. Sì, non è questa la pronuncia chiaramente, ma fotte sega proprio. Tanto siamo a 500 km da Parigi. Oh, spero si senta il volume, io lo sento anche troppo sto motore che fa schifo, ha un rumore veramente inaccettabile. Penso che è più bello sentire, non lo so, una gallina alle 4 di mattina. Comunque in un viaggio praticamente sto camion cioè, fa quasi gli stessi chilometri del Volvo in 50. Cioè è pazzesco. Ecco, ogni tanto per le velocità in discesa te lo godi, cioè te lo godi. Cioè, anche la bicicletta va forte in discesa, però ci accontentiamo. Questi vanno dritti, perfetto. Ecco, se andiamo a questa velocità non ci mettiamo neanche tanto ad arrivare, porca mignottona. Mettiamo il clacson. Vai di riposino. Oh, è sera pura, ecco. Vedi che Lucy sta portando a casa soldini. Cazzo, procediamo a Parigi di sera, Dio Cristo. Che sfiga. Vai. Lucy è salito di livello, perfetto. Ah, però non ci voleva la Parigi di notte. Speriamo sia ben illuminata. Speriamo sia fatta bene, cazzo. Speriamo. E che Lucy comunque porta, se porta a casa Money, Lucy io me la godo. La Venezia nei trasporti ormai è rientrata a pieno regime, ragazzi. Ed è questa la cosa che mi fa godere tanto. Dai, raga, ormai ci siamo. Purtroppo è buio, quindi io spero veramente di carpire se Parigi è stata migliorata, se l'ho fatto perché Parigi è una città che c'era già, però teoricamente hanno migliorato un po' tutto. Dai, cazzo, dai. Ora se va a capitare, cioè, che palle, ho detto scelgo Parigi che me l'avete chiesto in tanti per vedere tutto quanto, no. Messoci il buio totale, guarda, metto questi, almeno vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. No, 100 km, mancano circa 130, va bene.
Non è 30, c'è anche poco traffico, quindi teoricamente se possiamo pompare a cannone fino alla fine. Staremo a vedere, staremo a vedere. Sto Renault poi ragazzi, mamma mia, un camion da sonno. È il classico camion da sonno. Cazzo, l'ho abitato quello Scania Streamline, cioè, ste robe sono una roba oscena. Vai, ormai mi gusto il telecast. Mamma mia. Perfetto. Ormai siamo a 100 km dalla capitale francese. Ah, Dio mio. Come soldi non siamo messi male, ma sappiamo che non è un problema, abbiamo capito comunque. Mamma mia, qua per poco una macchina mi veniva addosso, no, dicevo, sappiamo che insomma l'obiettivo di questa, diciamo, della continuazione della Venezia nei trasporti è il vedere tutti i camion e cercare di esplorare i DLC il più possibile tutta la mappa. Dai ragazzi, su. Sono le 2, è troppo ancora presto, cioè ancora tardi diciamo, per vedere un'alba parigina. Mi dispiace, speriamo di vedere qualcosa e di capire se hanno migliorato Parigi, perché comunque ripeto è una città che già era presente nel gioco base, diciamo. Che stia abbaglianti romperanno i coglioni ai miei compagni di viaggio. Chissà se qua è già periferia parigina, non penso. Bah. Le licenze poetiche comendiane, però ragazzi, cioè, siamo passati da un Volvo discreto neanche, discreto basso, a un Renault discreto merda, cioè, mamma mia. La tristezza di un uomo che ha perso tutti le punti abilità. Tutto perso, cacchio. Dai che ormai ci siamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. 40 km. Oddio. Bello questo camion, cazzo. Ma questo rimorchio ce l'abbiamo anche noi. Bello, porca puttana. Non l'hai visto? Perché è di default, perché non ce l'ho io. Eh sì, cosa voglio vedere? Cazzo, devo girare anche. Beh, per forza. Mamma mia, qua l'incidente di potente. Cioè, è andata veramente di culo. Cioè, è andata di lusso, fioi. Buono. E siamo arrivati. O siamo fuori Parigi. Perché qua, centro città non lo vedo, anzi, vedo proprio campagna. La tipica campagna francese. Mamma mia, sto camion mi fa prendere sonno, ragazzi, scusate se un commento un po' così, ma ecco, aspetta, scusate, qua sto guardando il telefono, perché ripeto, sempre quando registro la gente mi cerca, quando non registro nessuno mi vuole, mi capisce. E sto camion mi fa sonno. Tipica rotonda parigina. Dai, vecchio, su, dai, amore mio, dai.
Mamma mia, quanto sei lento. Cos'è, Pussy? Parigi, un voyage. Ok. Sì, qua siamo un po' fuori velocità, però onestamente fotte sega. Siamo con gli abbaglianti e onestamente fotte sega. Siamo con le luci sul tetto e sinceramente fotte sega. E niente, adesso ci prendiamo i nostri 18 milioncini. Con la consapevolezza che di Parigi non avevo visto un cazzo e onestamente non ho capito se realmente l'hanno migliorata o meno. Anche se tutte ste rotonde non me le ricordo. No, ho sbagliato. No, di qua. Mamma mia, l'ho presa al volo. Bravo Cuba. Oddio, questo è un parcheggio impossibile. Oh, madonna. Come cazzo lo faccio sto per... Bene. Tipico parcheggio comendiano questo. No, 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 no. Mamma mia, penso che ci metterò 10 ore, ragazzi. Io mi scuso. Perché ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Questo per il Kuma è veramente un parcheggio difficile. Ok. Very good. Bravo Kuma. Ce l'ho fatta. Excellent. E siamo lì. Oh, bene, bene, livello 4. Ancora lungo raggio, così lo finiamo. Buono raga, saluto il comandone veneziano. Prossima tappa, la vediamo subito. Allora, lavoro autonomo. Da Parigi. Montpellier siamo già stati? No, Genève, Clermont, Nantes. Nantes. Andiamo a Nantes. Raga, ho saluto il comandone veneziano. Ciao!